Una vetrina internazionale in cui il Veneto riesce a svelare un sistema che vale oltre il 37-38% di export vitivinicolo italiano. Questo dato basta a far capire quanto sia fondamentale e strategico questo asset per l'intera economia veneta e anche per l'economia nazionale. Dopo l'inaugurazione il ministro Tajani ha detto di essere molto preoccupato per la situazione internazionale. Lei cosa dice? Beh, penso che lo siamo tutti, è una situazione molto problematica, è necessario far sì che le diplomazie possano esprimersi al meglio. È chiaro che però dalla parte nostra è necessario anche essere previdenti e mettere a disposizione dei fondi per contribuire in questa situazione di difficoltà. Sappiamo che soltanto a livello regionale abbiamo addirittura delle associazioni di volontariato che rischiano di non avere i fondi sufficienti per garantire il trasporto anche solo a soggetti anziani e disabili a fare le cure. Noi su questo stiamo ovviamente mettendo a disposizione dei fondi. A livello imprenditoriale so che il governo sta chiedendo anche maggiore flessibilità a livello europeo, so che l'Europa su questo ha manifestato anche un'apertura ed è fondamentale lavorare in questa direzione. È una situazione di emergenza internazionale che va affrontata con strumenti di emergenza.